Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento meteo di oggi. Diamo ora un'occhiata alla situazione generale sul nostro paese. Dunque, l'aspetto più determinante anche questa settimana è la cura della perturbazione mitteleuropea che va ad interessare il nord Italia. Determina intense precipitazioni soprattutto ai piedi delle Alpi, ma a differenza della settimana scorsa, queste precipitazioni raggiungono anche la laguna veneta. A fare da spartiacque rispetto alle piogge è la dorsale appenninica. Raggiunta questa, il maltempo si esaurisce quasi del tutto. Abbiamo al centro temperature molto alte, ma tempo un po' velato, laddove al sud a temperature ancora più elevate, quindi massime di 33-34 gradi, si abbina un tempo quasi del tutto limpido, praticamente soleggiato e senza nuvole. Anche in questa settimana possiamo osservare come su Sicilia e Sardegna il tempo sia assolutamente identico, quindi abbiamo delle minime prossime ai 20 gradi, massime di circa 33 e tempo soleggiato senza alcuna nuvola su entrambi. A determinare invece i moti ondosi sono questi forti venti di scirocco che provengono da direzione sud-sud-ovest dall'Africa. Dunque, mari mossi sul Mar Ligure, Tirreno centrale e Adriatico meridionale. Vi ringraziamo per l'attenzione, ci rivediamo domani. Ciao!